vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera a tutti, ci troviamo allo Stella Azzurra per la nona giornata del torneo di Lega Calcio a 5. Oggi si scontrano l'ottava in classifica l'SMC 1989 e la decima in classifica il Dolce Bar. Passa per Fogliani, Casini difende bene, due volte, ora Calicchia può andare in velocità, può tentare il tiro, lo fa! La parata di Polsi che apre. Passa per Tango, è benissimo per il numero 20 Fogliani che la ripassa, è il gran gol dell'SMC con 1-2 micidiale Fogliani e Tango che firma l'1-0. Non è pressato, cerca uno scavetto per Camberi, è attento Paradiso ma la scarica involontariamente per Casini che tenta un tiro d'esterno che viene però gestito bene da Polsi. Ora Fogliani, servizio da Dorrico, nuovamente per Dorrico. Bravissimo il portiere Suriano che si supera con un colpo di Reni, mette in calcio d'angolo. Ora Fogliani che chiama Paradiso che tenta la stop e gol di Paradiso che beffa il portiere Suriano sotto le gambe con il gol del 2-0 dopo l'imbucata di Fogliani. Iannelli la passa bene per Calicchia che ha fatto una sovrapposizione, poi tenta il tiro a giro, viene addirittura bloccato da Polsi. Il capitano Casini, nuovamente Camberi che lancia benissimo Calicchia tu per tu col portiere, Calicchia fa il gol del 2-1 sull'assist di Mevi Camberi. Su Camberi che cerca il dribbling e tenta il tiro che viene preso bene dal portiere Polsi. La palla per Endel, Camberi che tenta la giocata di sinistro, ha gestito benissimo il pallone sulla pressione del numero. Casini per Camberi che fa il gol del pareggio sotto le gambe di Polsi al quinto minuto, 2-1, 2-2 da Lattanzi. La palla ora per Camberi che cerca di scaricare, la palla finisce per Lollobrigida e c'è il sorpasso da parte del Dolce Bar al settimo minuto, punteggio sul 3-2. Sagliaci allarga bene per Paradiso, tenta il tiro Paradiso, però viene parato bene da Suriano. Camberi lancia per Calicchia che gira di prima intenzione, hanno allargato per Dorrico e arriva sul pallone, si libera di Camberi, tenta il tiro e prende il palo in offensiva, cerca la scivolata Casini ma non arriva sul pallone e Paradiso prende la traversa di partita con Paradiso che scarica male per Camberi che senza portiere riesce a fare il gol del 4-2. Andel Camberi al 24esimo minuto del secondo tempo, lancia lunga ma è un passaggio per Polsi. A fine l'incontro sul punteggio di 4-2 per il Dolce Bar che si trovava sotto di 2-0 nel primo tempo.